Secondo giorno di prove per l'esame di maturità. Oggi siamo davanti all'Istituto Alberghiero Cipriani. Naturalmente cerchiamo di beccare un po' di studenti all'uscita dopo lo stress di queste 4-5 ore per la seconda prova di questo esame di maturità, che ha ancora il suo fascino e il suo perché. Buongiorno Gregori, com'è andata? Tutto bene. Cosa avevate voi di seconda prova? Sala, DTA e alimenti. Secondo te è andata bene? Sì, ho scritto. Gli orari quando li hai? E il 29. Comunque vada, sarà successo. Sì, dai, speriamo. Fatima, com'è andata? Contenta? Dai, ho scritto qualcosa. Spero vada bene. La seconda prova dove c'erano domande su cucina, economia e alimenti e più o meno risposto alle cose, più o meno. Contenta? Sì, dai, Vabbè, gli orari quando li hai? il 28. Ciao Vittoria, com'è andata? È difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Stavo a studiare, era facile. La parte quella più inerente alla materia di istituto era la più difficile, anche la più lunga, però è stata facile. Sei contenta? Sì, dai. Orari quando? Il 1° luglio. Tu eri alberghiera in che indirizzo? Sala. Sala? Quest'estate lavori o... No, mi iscrivo all'università, quindi devo preparare il talk. Bravissima, a cosa ti iscrivi? A diritto dell'economia. Pedro, com'è andata? È andata bene, grazie, mi aspettavo di peggio. Ah sì? Sì, ieri poi me la sono cavata alla fine, però oggi diciamo che è stata più difficile rispetto a ieri, perché avevamo 3 materie, alimenti, cucina e DTA, però è andata bene, sommato. Domanda al volo. Dica. Cosa farai dopo? Cosa faccio dopo? Allora, di sicuro non proseguo con questo settore, andrò a fare il make-up artist. Il make-up artist, il truccatore, andrò a fare tutt'altro. Ah, che non capivo, scusa, io sono anziano, non sapevo cosa voleva dire. Buongiorno Gaia, com'è andata? È andata bene, diciamo che sono stata fortunata perché hanno pescato il documento più semplice, tra virgolette, quindi io avevo DTA e accoglienza turistica. Ieri non penso sia andata tanto bene perché le tracce non erano proprio il massimo. Cosa avevi scelto ieri? Ieri ho scelto la traccia C2, l'ultima proprio. Ah, quella del WhatsApp, no? Esatto. Vabbè. Anche a te la domanda, estate lavori o sabatica? Allora vorrei lavorare, preferirei, e poi frequentare un'accademia per 2 anni di fashion events, cioè creazione di eventi di alta moda. Mi piace voi due che avete dei termini che io come anziano proprio neanche so cosa sono. Bravi. Comunque vada ragazzi, sarà successo. Poi vi dico una cosa, un segreto che l'ho sperimentato questo esame ve lo ricorderete tutta la vita, ogni tanto vi capiterà un piccolo incubo. Sì, questo sì, Esatto. soprattutto per i compagni che poi ovviamente ci vedremo ma non tantissimo, quindi rimarrà sempre nel nostro cuore. Grande. Pedro, ti do l'ultima domanda, com'è che si chiama il lavoro che fai tu? Il make-up artist. Non l'avrei mai saputo. A Padova per fare l'università a Milano. Grandissimi ragazzi, ero convinto lei fosse uno studente perché c'è la faccia da giovane. Sono un po' datato. Presidente di commissione per l'alberghiero? No, per il polo tecnico. Come li trovi sti ragazzi? Fiduciosi, sfiduciati? Sì, no, quello che ho notato è che si riduce sempre la paura dell'esame. Sono abbastanza spigliati, abbastanza... Dice che rispetto tranquilli. A noi, sì, rispetto a noi, noi avevamo molto più paura dell'esame. Noi nella famosa notte prima degli esami, adesso non esiste più. Loro sono molto più light. Sì. È un bene o male? Ma no, è un bene questo. Perché quindi affrontano le prove più non avranno sereni. gli incubi che abbiamo ancora noi dopo 30 anni. Cioè, pensi che io ancora di notte sogno degli esami che ho fatto all'università che erano pazzeschi, ancora adesso si sta purgando. Sì. Grazie, comunque complimenti a voi perché con sti caldi star qua eccetera eccetera non è facile, complimenti. Vabbè, ma lo facciamo volentieri per i ragazzi.